Benvenuti a questa nuovissima puntata di Chi c'è in quinta, ormai il rituale appuntamento quasi giunto al termine per parlare degli spettacoli in cartellone nella rassegna del Grande Teatro, organizzata dal Comune di Verona presso il Teatro Nuovo. Oggi parliamo di Salomè di Oscar Wilde, portato in scena dal Teatro Stabile di Napoli con la regia di Luca De Fusco. In scena ci sono due colonne del teatro italiano, Gaia Prea e Eros Pagni. E diciamo che la storia di Salomè un po' tutti la conosciamo, sicuramente l'abbiamo anche studiata a scuola, per cui non mi soffermerò tanto sulla trama, ma volevo analizzare un po' la chiave registica che è stata data da De Fusco in questo spettacolo. La scenografia è una scenografia moderna, dove ci sono delle proiezioni addirittura, con un piano inclinato e molto inclinato, che infatti rende difficoltosa il movimento. Però una scenografia efficace e molto duttile per i vari cambi che ci sono e diciamo anche i costumi erano ben studiati. Ovviamente non è stato fatto tutto con dei costumi d'epoca come imporrebbe il copione, ma è stato rivisitato, una buona rivisitazione con dei colori che tendono sempre al cupo e un perfetto studio delle luci. Le luci erano stupende, una luce fredda per Salomè, una luce calda invece per il profeta, che in realtà sarebbe il Battista, e queste luci calde e fredde si scambiano addirittura sul palco per seguire i protagonisti. Uno spettacolo molto ben studiato e i giovani della compagnia molto bravi. Tutti hanno dato al loro personaggio una caratterizzazione particolare, cosa che non succede spesso, purtroppo. Io personalmente invidio questi giovani in senso buono che hanno avuto l'opportunità di stare in scena con questi due grandi mostri sacri del teatro e sicuramente hanno imparato molto. Ora passiamo però a parlare degli interpreti. Dunque, Gaia Prea, attrice notissima nel panorama italiano, ha fatto un sacco di teatro e l'abbiamo vista più volte qui a Verona. In questo spettacolo purtroppo studia un'interpretazione un po' troppo monotona dal mio punto di vista. Salomè dovrebbe essere una ragazza ribelle, sfrontata nei confronti del patrigno. Invece lei tende a restare sempre monotona, a cercare questa sadicità del personaggio e con un testo difficile come quello di Salomè, a livello linguistico molto complesso perché ci sono dei continui richiami d'immagine, forse delle intonazioni diverse e dei cambi di tono sarebbero stati utilissimi, soprattutto per seguire la storia, anche perché la parte di Salomè è soprattutto nei primi 40 minuti di spettacolo ed è quasi un monologo, quindi difficile da reggere come pubblico. Ma subito dopo questi 40 minuti entrano in scena Eros Pagni e entra in scena Carlo Sciaccaluga, figlio del grandissimo Marco Sciaccaluga, regista e anche lui pilastro del Teatro Stabile di Genova, per cui buon sangue non mente, un bravissimo attore, una grandissima tecnica, una bella voce, ma Eros Pagni possiamo dire che conosce una nuova giovinezza. È un personaggio difficilissimo, molto complesso, messo in scena davvero gran bene, da maestro qual è, perché è un personaggio con dei continui cambi di intonazione, cambi di personalità, convincimenti, smarrimenti, è un personaggio che, come direbbe Dante, fa tremare le vene ai polsi, e Eros Pagni è stato alla grande altezza. Anche perché ci sono dei richiami di comicità che il grande Eros non si è fatto sfuggire. Un finale a sorpresa molto ben realizzato, sempre grazie alla grandissima recitazione di Eros Pagni, per cui questo inizio così di Gaia Prea sembra quasi il prezzo da pagare per vedere poi un grandissimo spettacolo, una grandissima interpretazione di Eros Pagni. Eros Pagni che tra l'altro abbiamo intervistato e al termine del video di questa breve critica vi farò vedere l'intervista. E voglio solamente segnalare un'ultima cosa velocissima. Enzo Turrin, un attore presente nel cast, un attore ormai non più giovanissimo,
che ha speso una vita a fare il generico, cioè ruoli molto piccoli nel teatro, mai da protagonista, mai da grande personaggio, sempre l'attore che si mette a servizio del collettivo. E è stata un'emozione rivederlo. A Verona lui viene spessissimo, ha sempre continuato a lavorare, però questo è indice di grande passione, il sacrificio di se stessi e del proprio successo per l'amore per il teatro, e questo va detto. Se andate a vederlo, Enzo Turrina è quello con il fariseo con la barba lunga bianca, ed è un grandissimo attore, ha lavorato con i più grandi registi ed è anche una bellissima persona. Ecco, e per questa puntata è tutto, vi aspetto per la prossima puntata che ahimè sarà anche l'ultima, e vi lascio alle parole di Eros Pagni, sentitele attentamente. Eccoci qui con Eros Pagni, un grandissimo attore, un attore che io ammiro tantissimo, soprattutto per la sua voce che ormai è considerata un organo, diciamo così, e una grandissima interpretazione, diciamo un momento di grazia per Eros Pagni, ma questa interpretazione così particolare, piena di alti e bassi, è stata impegnativa? Ma decisamente impegnativa, d'altro canto il risultato è assai gratificante. Il personaggio di Erode ha molte frecce al suo arco e permette a un attore di mettere in mostra, di esibire tutto il suo bagaglio professionale. Non accade spesso, non in tutti i personaggi, in Erode particolarmente, e questo è particolarmente, ripeto, gratificante, perché ti dà modo in qualche modo di far vedere, insomma, che cos'è, che cosa può essere un attore. L'abbiamo vista recitare, come tutta la compagnia, su un piano inclinato molto, è una difficoltà in più difficile perché mantenere l'equilibrio, difficile, facile scivolare, di modo che è ancora più impegnativo mantenere l'equilibrio. Nel frattempo bisogna pensare anche a quello che si dice, il che credo sia importante. Grazie mille. E Verona vuole bene a Eros Pagni, speriamo che Eros Pagni voglia altrettanto bene a Verona. Voglio bene, tengo a dirlo, voglio bene a Verona, il pubblico veronese mi ha sempre tributato risultati notevoli, questo non posso dimenticarlo, e tutte le volte che vengo a Verona, anche perché ritengo Verona ancora una delle piazze più importanti d'Italia, compreso naturalmente il suo teatro romano, che ritengo ormai l'unica piazza di un certo valore estiva oggi in Italia. Spero che questo i politici veronesi riescano a capirlo, e spero che riescano a mantenere in piedi e in vita questa istituzione che ha portato tanti bei risultati e tante belle cose al pubblico. Grazie mille. Prego. Grazie a Eros Pagni che ci ha concesso questa breve intervista prima di andare a prepararsi per lo spettacolo. Ringraziamo sempre il dottor Pieruccini e il dottor Savorelli che ci consentono di fare le nostre interviste, e vi aspetto alla prossima puntata.